Mancano ormai poche ore alle elezioni regionali e in Veneto è iniziato il conto alla rovescia. Domenica e lunedì i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo presidente della regione e rinnovare il consiglio. Una sfida che arriva al termine di settimane intense di campagna elettorale, fatta di confronti pubblici, incontri sul territorio e promesse programmatiche che hanno animato tutte le province. A Padova, in particolare, i candidati del Partito Democratico stanno concentrando gli ultimi sforzi per cercare di convincere gli indecisi e mobilitare gli astenuti. Una campagna che per gli esponenti Dem è iniziata quest'estate con la nomina di Giovanni Manildo. È stata una campagna elettorale impegnativa ma che ci ha dato delle soddisfazioni, perché noi abbiamo potuto confrontarci con le cittadine e i cittadini del Veneto, in particolare qui della circoscrizione di Padova, sul futuro della nostra regione. E noi abbiamo cominciato prima perché il futuro della nostra regione non è qualcosa che dipende dai semplici accordi che la destra deve trovare e che ha trovato solo ad autunno iniziato per queste elezioni. Gli appuntamenti conclusivi si sono susseguiti fino all'ultimo giorno utile. Ora la palla passa agli elettori. Si è parlato molto con le persone che abbiamo trovato nelle piazze e nei mercati di sanità, di transizione ecologica, di questione di lavoro, di casa, di tanti temi che sono le necessità dei cittadini. È stata una campagna elettorale lunga e difficile, lo sappiamo, ma che abbiamo affrontato con l'impegno delle candidate e dei candidati con tutta la forza che avevamo.